Altavilla Vicentina, per la bimba morta dopo essere stata travolta dal SUV del 50enne ubriaco, la mamma chiede ai piccoli amici di portare un fiore bianco, dedicata alla piccina una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che le piaceva tanto. E alla veglia anche la mamma ed il papà di Lea, che ai genitori degli altri bimbi hanno scritto: dite loro che è diventata un angelo. A scuola un minuto di silenzio. È arrestato a Verona il 38enne che ieri ha travolto con la sua auto un 44enne in bici, ora grave in ospedale, a farlo rintracciare i suoi stessi familiari che hanno trovato a casa l'auto ammaccata e sporca di sangue. Ero lì, eravamo in tre, ma non sapevo andassero a compiere un omicidio, confessa a sorpresa uno dei presunti sicari di Margherita Ceschin, la 72enne di Conegliano, che secondo l'accusa fu fatta uccidere per ordine del marito. 41enne sale sul tetto dell'abitazione che si affaccia sul Canal Grande con l'intenzione di togliersi la vita. I carabinieri riescono a salvarlo. Calciatore del Torreglia bruttalmente picchiato negli spogliatoi dai tifosi della squadra avversaria, l'agguato dopo la doppia espulsione che aveva alzato la tensione in campo. Il ministro dello sport in visita nella Marca parla del futuro dei vertici nazionali del CONI, ribadito il no del rinnovo a Malagò, l'ipotesi Zaia resta percorribile. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, è in corso ad Altavilla Vicentina la veglia di preghiera per Lea Stefanovic, la bimba di 10 anni morta dopo essere stata travolta dal SUV condotto da un 50enne ubriaco. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Luisa Bertini. A te Luisa, buonasera. Sì, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Una giornata all'insegna delle lacrime, una veglia all'insegna dei fiori bianchi, quelli portati qui in ricordo della piccola Lea dalla folla silenziosa che in questo momento sta affollando la chiesa del Santissimo Redentore qui ad Altavilla Vicentina. Sono arrivati non soltanto da Altavilla ma anche dalle comunità limitrofe proprio per manifestare la loro vicinanza con la famiglia. Dopo 3 giorni si sono spente le speranze, ma ovviamente la comunità qui non ha mai smesso di pregare. Oggi anche con i ricordi dei bambini che hanno voluto appunto ricordare il sorriso di Lea o i tanti aneddoti che hanno vissuto insieme, così come il ricordo del parroco Don Marco che ha parlato di un amore sacro, lo spirito e la forza che Lea ha fatto conoscere a tutti, ha fatto toccare le corde più profonde della vita, quelle appunto legate ai bambini, e alla sofferenza si è unito anche il canto appunto leggero dei bambini che hanno preparato una canzone, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, proprio la canzone diciamo preferita dalla bimba. Noi abbiamo raccolto tante testimonianze commoventi che adesso ascoltiamo insieme. Oggi fiori per ricordare questa bimba. Sì, per ricordare Lea, soprattutto perché appunto abbiamo avuto questa bruttissima disgrazia che veramente non ce l'aspettava nessuno e nessuno pensava mai che potesse succedere una cosa del genere. Bruttissimo. Veramente. Lei è la mamma di un bimbo, di una bimba Di un bambino di una quinta elementare dell'Anna Frank e siamo rimasti tutti veramente molto scioccati da tutto ciò. Abbiamo fatto questo piccolo pensiero perché è stato richiesto anche dalla mamma, quindi che ogni bambino che si presentava oggi, che veniva in chiesa, portasse un piccolo fiore per ricordarla. Tutti i bimbi hanno preparato una frase per ricordarla. E so che cantano una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che piaceva alla piccola e quindi sarà un momento difficile e struggente, credo già. Difficile da comunità e difficile da mamme? Beh, soprattutto da mamma, io sono mamma e non oso neanche pensare se una cosa a mio figlio, non vivrei più. Hanno altri 2 splendidi figli, forse questo ti aiuta ad andare avanti sicuramente. È una cosa che ha toccato tutti molto, come se fosse stata la nostra bambina, e quindi vogliamo esprimere vicinanza alla famiglia e dare un segnale a questi bambini, insomma, di affetto per la loro amica.
E proprio per dare un segnale ai bambini, la mamma ha invitato tutti a ricordare la piccola Lea come se fosse diventata un angelo. E proprio la difficoltà a comunicare i bambini questo momento di lutto e questo momento di dolore. Oggi c'è stato un minuto di silenzio nelle scuole di Altavilla Vicentina. Sentiamo insieme il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Oggi un minuto di silenzio in tutti i plessi dell'istituto, faremo tutti un minuto di silenzio proprio per ricordare il sorriso di Lea. Un sorriso tanto caro alle maestre, alla dirigente scolastica della scuola elementare Anna Frank. È qui che Lea Stevanovic frequentava la quarta ad Altavilla Vicentina ed è qui che si sono moltiplicati i momenti di preghiera già da lunedì, all'indomani dell'incidente avvenuto a Creazzo, in cui la bimba di 10 anni è stata travolta da un SUV guidato da un uomo, risultato positivo all'alcol test, per cui la procura procede ora per omicidio stradale. 3 giorni di preghiera e vicinanza in attesa della buona notizia, che però non è arrivata. Non è ancora stata resa nota la data dei funerali, che si svolgeranno in Serbia, paese di origine della famiglia. Chiaramente tutta la comunità scolastica si è stretta intorno alla famiglia. Capite bene che siamo tutti sconvolti e provati da questa tragedia che comunque ci ha visti impreparati chiaramente. Il lunedì subito abbiamo chiesto l'intervento della nostra psicologa, la quale si è recata nella classe della bambina, e al mattino sono stata presente pure io, ho incontrato i bambini, i quali sono stati coinvolti dalle maestre, hanno realizzato dei lavori, una scatola tutta decorata dove dentro hanno potuto esprimere i loro pensieri del momento, insomma, quindi disegni, oltre che disegni, anche delle frasi rivolte a Lea. Appena abbiamo avuto ieri purtroppo la notizia, ci siamo subito attivati, abbiamo scritto un pensiero proprio per ricordare la bambina, l'amica di tutti. E relativamente al supporto per i più piccoli e per i loro genitori, l'amministrazione comunale ha pensato ad un incontro a tema giovedì prossimo. Come comunità e come sindaco e come amministrazione abbiamo pensato, anche grazie al suggerimento del comitato dei genitori, a creare una serata apposta con CAPTA per appunto supportare il genitore che deve poi comunicare al bambino e ai bambini in questi casi così difficili, come anche comunicare, cosa dire, cosa non dire e come atteggiarsi in queste situazioni. La serata sarà giovedì prossimo? Sarà giovedì prossimo, che è il 27 alle ore 20 presso la biblioteca comunale. La polizia locale di Verona ha arrestato il 38enne che ieri mattina ha investito e ferito gravemente un cittadino ghanese di 44 anni mentre stava percorrendo in bici la carreggiata in direzione Bussolengo lungo la strada bresciana. L'uomo alla guida non si era fermato dopo il violento urto, lasciando la vittima agonizzante sulla strada ed è fuggito senza prestare assistenza. Il ciclista è tuttora in pericolo di vita, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento. La svolta alle indagini è arrivata quando i familiari del pirata della strada, trovato il veicolo distrutto sotto casa con tracce di sangue, si sono recati alla stazione dei Carabinieri, dove è stato possibile trovare piena corrispondenza ai pezzi di auto recuperati sul luogo dell'incidente. Il pirata è stato rintracciato dalla polizia locale nel quartiere di Veronetta, dove è stato fermato dopo un tentativo di sottrarsi al controllo. La cronaca giudiziaria ora ci porta a Treviso, a sorpresa nel processo per il femminicidio di Margherita Ceschin, fatta uccidere secondo la procura su mandato dell'ex marito nella sua abitazione di Conegliano, confessa uno dei presunti sicari, l'ultimo estradato in Italia. A casa di Margherita Ceschin a Conegliano il 23 giugno di 2 anni fa, Luciano Joel Lorenzo c'era, lo ha ammesso lui stesso in quella che è di fatto la prima confessione da parte di uno degli indagati per l'omicidio della 72enne picchiata e soffocata nel suo appartamento. Un interrogatorio di 10 ore, quello a cui si è sottoposto Joel Lorenzo, 25 anni, estradato in Italia solamente il 26 gennaio, vale a dire a processo già iniziato per i 5 imputati. Un primo procedimento a carico di Enzo Lorenzone,
un ex marito della Ceschin, è considerato il mandante del delitto, di Sergio Lorenzo, fratello di Joel, e di Juan Maria Guzman, che avrebbe avuto un ruolo da mediatore. Un secondo vede invece imputati Candy Maria Rodriguez e José Mateo Garcia, rispettivamente mediatrice e presunto esecutore materiale del delitto. I due processi sono stati riuniti perché, come ha detto il presidente della Corte d'Assise, Yuri De Biasi, evidentemente connessi, e in essi entra a sorpresa la confessione del giovane domenicano, che conferma di essere stato tra i 3 che si recarono a casa della Ceschin, ma dalla porta, così ha riferito, entrò solo Garcia, mentre i 2 fratelli Lorenzo rimasero all'esterno, uno sull'uscio, l'altro all'esterno della recinzione. Sicuramente un atto di indagine che per la Procura costituisce sicuramente un punto di partenza importante, però bisognerà vedere se verrà poi confermata le dichiarazioni nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale. Se dunque le ammissioni di Joel e la chiamata in correità dei 2 complici avvalorano le tesi dell'accusa, anche la difesa incassa dall'interrogatorio un punto a favore. Ha dichiarato lo Joel che lui e il fratello rimasero molto sorpresi dall'aver acquisito la notizia della morte della signora Ceschin. Questo significa evidentemente che, quantomeno da parte dei 2, non c'era nessuna volontà omicidiaria, e quindi, se fossero confermate tutte le circostanze ipotizzate dalla Procura, potrebbe trattarsi di un reato diverso da quello di un omicidio volontario. Qualcosa è andato storto, aveva dichiarato ai complici dopo la morte della Ceschin Sergio Lorenzo. Stessa sorpresa dunque da parte di Joel, che al pubblico ministero Michele Permunian ha dichiarato di aver saputo che sarebbe andato a delinquere, ma di aver pensato si trattasse di questioni di droga e non certo di un omicidio. La Corte ha calendarizzato un'udienza ogni 15 giorni da qui a luglio. Aver riunito i processi renderà più fluidi i lavori. Chiaro che per fare luce su una vicenda così complessa è necessario avere una visione unitaria ed insieme di tutti gli atti di indagine. Momenti di tensione questa mattina a Venezia, dove un uomo di 41 anni voleva buttarsi dal tetto di un palazzo ed è stato salvato in extremis dai carabinieri. Voleva lanciarsi nel Canal Grande dal tetto di un edificio. Come testimoniano le immagini, un 41enne di origine straniera si era portato sul cornicione pronto a gettarsi in acqua manifestando intenti suicidi, quando è stato notato da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme. In breve sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo natanti, i vigili del fuoco e la polizia locale. I militari e i pompieri sono riusciti a raggiungere il 41enne sul tetto, afferrandolo in extremis proprio mentre si trovava ormai sul cornicione, proteso verso il vuoto. Hanno instaurato un breve dialogo per calmarlo e, approfittando di un suo momento di distrazione, sono riusciti a prenderlo e riportarlo in casa attraverso la finestra. In evidente stato di disagio, il 41enne è stato poi ricoverato nel reparto di psichiatria. Calciatore del Torreglia brutalmente picchiato negli spogliatoi dai tifosi della squadra avversaria, il Villa Estense. 2 cartellini rossi in campo sono bastati a scatenare la violenza di un gruppetto di tifosi che sabato hanno teso un agguato ad un giocatore. L'ennesima violenza nei campi di calcio si è verificata durante la partita Torreglia-Villa Estense del campionato Juniores. Nelle fasi finali della partita c'è stato un contatto tra 2 calciatori. Un giocatore del Torreglia ha dato 2 pugni al petto del rivale del Villa Estense, che ha risposto con uno spintone facendolo finire a terra. Cartellino rosso per entrambi e dritti nello spogliatoio. È qui che è avvenuta la violenza più grave. Un gruppo di 4 o 5 tifosi del Torreglia ha raggiunto nel tunnel che porta agli spogliatoi il calciatore del Villa Estense e lo hanno preso a pugni in faccia. Il dirigente accompagnatore della squadra, sentite le urla, ha richiamato l'attenzione dell'arbitro che, visto l'atleta sanguinante, ha sospeso la partita proprio all'ultimo minuto sul 3-3. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato i violenti e avviato l'indagine. Mauro Fiocco, presidente del Villa Estense, ha confermato che il calciatore ha riportato 10 giorni di prognosi e che insieme alla famiglia ha sporto denuncia contro ignoti per le violenze e anche nei confronti della società del Torreglia, che non ha garantito la sicurezza degli atleti. La giustizia sportiva ha assegnato la sconfitta a tavolino per il Torreglia e ora si attendono i provvedimenti per i tifosi violenti. A 350 giorni dal via alle gare delle Olimpiadi Milano-Cortina ci si chiede chi sarà la guida del CONI, visto che il mandato di Giovanni Malagò scade a maggio e la legge non prevede ulteriori incarichi. In questo quadro torna in pista l'ipotesi Luca Zaia. La nostra intervista al ministro dello sport Andrea Abodi.
Non esprimo opinioni personali, dico semplicemente che c'è una norma e quella norma verrà rispettata. Nessun ulteriore mandato alla guida del CONI per Giovanni Malagò, oltre a quello in scadenza il prossimo maggio. Le parole del ministro per lo sport Andrea Bodi sembrano escludere eventuali ricandidature per l'attuale numero 1 del Comitato Olimpico Italiano. Ad Asolo, a margine dell'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, il ministro parla delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina. A 350 giorni dal via alle gare non si sa chi allora guiderà il CONI nella regione Veneto, se verrà confermato, come sembra, il voto in autunno. E mentre sembra sempre più remota la possibilità di un ulteriore mandato per Luca Zaia, torna ad affacciarsi l'ipotesi CONI per l'attuale presidente della regione. Il CONI si autodetermina, ci sono i soggetti che hanno titolo per votare il prossimo presidente del CONI, chiunque sarà una persona che guiderà con qualità questo meraviglioso mondo dello sport istituzionalizzato, che è fatto di milioni di tesserati, che è fatto di centinaia di migliaia di associazioni sportive, piccole realtà, piccole e grandi realtà, e noi daremo tutta la nostra collaborazione a chiunque ci sarà. Qui siamo in Veneto, potrebbe essere Luca Zaia? Questo non lo so, dipende un po' soprattutto dalla volontà della persona che si potrebbe candidare e soprattutto dalla volontà di quelli che devono votare. Una situazione che ovviamente fa discutere anche il mondo sportivo veneto. Trovo sperequato che l'unico ente che ha un limite di mandati sia il CONI. Malagò meriterebbe di continuare, se non può continuare lui, come confermato anche recentemente dal ministro Malagò, si vedranno le prospettive. Un veneto a presidente del CONI, perché no? I dati delle iscrizioni alle scuole venete per l'anno scolastico 25-26 testimoniano, oltre al calo demografico, anche la crescita della scelta dell'istruzione tecnica da parte dei ragazzi. Calano i licei, crescono gli istituti tecnici e professionali. Il prossimo anno scolastico in Veneto, pur segnato dal calo demografico che si fa sentire soprattutto alle superiori, sarà caratterizzato dalla scelta dell'istruzione tecnica da parte degli studenti, con il Veneto prima regione d'Italia in percentuale di crescita. Questo perché c'è una cultura anche del lavoro e delle sinergie tra mondo delle imprese e scuola che va avanti da tanto tempo e che ha portato sempre ottimi risultati, soprattutto per la ricaduta poi attraverso la formazione nel mondo del lavoro, peraltro anche specializzazione. Il calo demografico c'è e si sente anche nella scuola, come del resto in tutto il paese. Calano di oltre 9.000 unità, meno 5,2% gli iscritti alle prime classi tra primarie e secondarie, con alcune scuole, è cronaca di questi giorni, costrette a chiudere i battenti. Noi stiamo cercando di venire incontro a tutti i bisogni delle scuole, aiutarli, perché comprendiamo perfettamente i loro bisogni e le loro necessità. È chiaro che comunque bisognerà lavorare col tempo per creare un sistema un po' più sinergico tra gli stessi istituti. Presentata a Venezia un'iniziativa che coinvolgerà i Colli Euganei, protagonisti di un'importante competizione di mountain bike. Sport e natura, un binomio vincente che in questa occasione unisce le bellezze dei Colli Euganei con il ciclismo. 3 gare per la XC Colli Euganei, un circuito ciclistico che racchiude alcune tra le gare più belle di mountain bike del panorama italiano. L'iniziativa è stata presentata in regione a Venezia. Il Veneto è una palestra a cielo aperto e i Colli Euganei si prestano perfettamente a svolgere manifestazioni come queste legate alla mountain bike, legate al mondo del ciclismo. Sarà una bella occasione per far conoscere ancora di più e sempre a più persone la bellezza dei nostri Colli Euganei, le eccellenze che vengono prodotte da un punto di vista enogastronomico, culturale, delle nostre intelligenze in un territorio come questi, che rappresenta pienamente il Veneto dello sport, il Veneto che vuole vivere lo sport attraverso le grandi manifestazioni sportive. 3 prove ad iniziare dalla prima data al 23 febbraio con la partenza da Teolo, la seconda tappa in estate a luglio a Montegrotto, infine l'ultima a settembre da Galzignano Terme. Si coniugherà il tempo libero, lo sport, l'aria aperta, lo stare all'aria aperta, il contatto con la natura, perché è un paesaggio straordinario, un luogo straordinario come quello dei Colli Euganei, riserva MAB UNESCO della biosfera dal 2024, quindi un grande riconoscimento e manifestazioni come queste, che sono anche a livello
molto alto dal punto di vista ciclistico, dal punto di vista agonistico, attirano ulteriormente degli appassionati, ma attirano anche delle altre persone che magari poi vogliono passare un po' di tempo libero all'aria aperta respirando un'aria pulita. L'iniziativa nasce con lo scopo principale di promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale attraverso la bicicletta con gare di mountain bike e in questo caso il Parco regionale dei Colli Euganei, dallo scorso anno riserva MAB UNESCO. Le nostre peculiarità sono appunto il paesaggio, la natura, la biodiversità e noi siamo onorati di ospitare questa importante manifestazione ciclistica, una manifestazione ciclistica che ci darà l'opportunità di mostrare ai numerosi ciclisti, ai numerosi sportivi, le nostre bellezze del nostro paesaggio. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre le previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata.